Buongiorno amici di Sportisili, ben ritrovati qui dal centro sportivo Pineta di Pinzolo. Vi preannuncio che questo sarà l'ultimo appuntamento di Sportisili Away qui dal Trentino Alto Adige. Il motivo è molto semplice: in serata mi imbarcherò per la Sicilia, quindi termina con questo speciale, con questo ultimo approfondimento, quello che è il nostro impegno in Trentino Alto Adige in questi 26 lunghi e intensi giorni. Naturalmente, come si fa sempre quando una trasmissione, un evento qualsiasi finisce, non si può non partire dai ringraziamenti, in particolare per voi che ci avete seguito in tantissimi, non soltanto con Sportisili Away, ma più in generale per tutta la durata di questo ritiro del Palermo. Intanto scusate, sistemo un po' l'inquadratura perché mi sta tagliando la testolina. Eccoci qua. Dicevo, in primis il ringraziamento va a voi che ci avete seguito fin dal 9 luglio in questo lungo cammino che ci ha portato prima a Ronzone, poi a Spiazzo e infine a Pinzolo. Quindi un ringraziamento in particolare a chi ha deciso di seguire il ritiro del Palermo 2003 in nostra compagnia. Un ringraziamento anche a chi ha seguito non soltanto il ritiro del Palermo, ma tutti gli appuntamenti, tutte le notizie, tutti gli approfondimenti targati Sportisili, al di là ovviamente di quella che è la fede sportiva. È il nostro impegno, è il nostro credo, quello di seguire tutte, nei limiti del possibile, ovviamente nei limiti delle nostre possibilità fisiche e logistiche, tutte le più importanti realtà del calcio e dello sport siciliano a 360 gradi. Del resto è il nostro claim fin dal giorno in cui Sportisili ha preso vita, quindi non possiamo non ringraziare chi ci ha tenuto compagnia e chi ci ha scelto, a prescindere ovviamente da quelle che sono state da quella che è la fede calcistica di ognuno di voi e da quella che è la fede sportiva di ognuno di voi. E tra le altre cose abbiamo fatto segnare dei numeri importanti per quello che è stato il periodo di questi 28 giorni, perché dal punto di vista social è così che avviene la suddivisione, soprattutto per quanto riguarda Facebook. Tante interazioni, tanti nuovi followers. Naturalmente l'invito è quello a lasciare un like e a seguirci sui nostri profili social, ovvero sia Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, a iscrivervi al nostro canale YouTube, perché sul canale YouTube tra poche settimane, ormai siamo all'inizio del mese di agosto, potrete tornare a seguire gli appuntamenti con le gare in diretta del calcio dilettantistico, del calcio giovanile e chissà anche qualche altra chicca relativa appunto agli altri sport, perché del resto noi vogliamo che Sportisili diventi e sia per voi la casa dello sport siciliano. Bando alle chiacchiere, bando alle ciance. Intanto saluto e ringrazio Alberto Di Bella, scrive: buongiorno e complimenti per questo lungo cammino svolto. Andrea Randazzo invece si rammarica perché non seguiremo l'amichevole di domani. L'amichevole di domani, che è quella contro il Trento, si gioca a Trento. La potrete seguire naturalmente a partire dalle 16:30 sui profili social e YouTube del Palermo, e da quel che c'è stato anche accennato, la squadra, o meglio l'ufficio stampa del Palermo, renderà noto e pubblicherà anche quello che è stato il diario di bordo, quello che è il resoconto finale del ritiro da parte di Eugenio Corini, il quale al termine della gara non parlerà soltanto della partita, ma parlerà più ad ampio raggio di quelli che diventeranno 27 giorni di ritiro tra Ronzone, Spiazzo e Pinzolo. Voi direte: perché mi trovo qui? Perché mi trovo qui? Questa è quella che è stato, diciamo, il nostro punto stampa in questi 10 giorni a Pinzolo, soprattutto per quel che riguarda quello che vedete alle mie spalle è il cosiddetto campo 2, campo secondario, dove il Palermo ha svolto prevalentemente l'inizio di quasi tutte le sedute. È il campetto in cui si è corso, si sono fatti esercizi, si sono fatte attivazioni muscolari, ed è il campo in cui in questo momento, non so se lo avete visto alle mie spalle, la mia figura ingombrante probabilmente ve ne avrà privato la visione, sta correndo Leonardo Mancuso. Prima corsetta per l'ex attaccante di Empoli Monza e Como, da quando si è fatto male, ricordiamo l'infortunio patito durante un allenamento svolto a Spiazzo. Adesso sta correndo, ieri lo abbiamo immortalato mentre effettuava insieme allo staff
allo staff medico, diciamo così, del Palermo, ai fisioterapisti del Palermo, alcuni esercizi di aerobica. Oggi sta corricchiando, sta riprendendo un po' il ritmo. Sicuramente non lo vedremo domani in campo, molto probabilmente non lo vedremo in campo il 12 di agosto contro il Cagliari alla Unipol Domus. Più probabile vederlo semplicemente in distinta, come si dice in gergo, contro il Bari il 19 agosto allo stadio San Nicola del capoluogo pugliese, dove il Palermo inizierà il suo cammino in campionato. A proposito di campionato, ricordiamo la novità risalente al pomeriggio di ieri, ovvero sia che il TAR del Lazio non si è ancora pronunciato, mentre potete vedere i miei capelli sferzati dal vento. C'è molto vento questa mattina qui a Pinzolo. Dicevo, mentre intanto saluto Andrea Randazzo che chiede di Aurelio, a breve ne parleremo, saluto anche Francesco Gargano. Palermo che non sa ancora con chi giocherà la seconda giornata, perché il TAR del Lazio, come dicevo, non si è pronunciato sulla questione relativa ai ricorsi presentati da Reggina e Lecco, che sono i due casi spinosi di questa fase calda dell'estate per quanto riguarda il calcio italiano, perché da quello e da questi dipendono tante altre cose. Dipende appunto la griglia della Serie B, dipende la griglia della Serie C e di conseguenza anche la Serie D, con le squadre che hanno richiesto regolare ripescaggio dopo gli avvenimenti della scorsa stagione, chi è retrocesso dalla C alla D, chi ha sfiorato la promozione dalla D alla C, eccetera eccetera. Nella giornata di oggi in teoria dovrebbe arrivare la sentenza del TAR del Lazio, ma ancora nulla di concreto, anche, e tra altre cose non emergono, non trapelano indiscrezioni, informazioni. L'unica cosa che sappiamo è che sicuramente qualunque decisione verrà presa avrà degli strascichi, e la sensazione è che il campionato parta, quello di Serie B, con due X, con una X e una Y al posto delle due squadre che effettivamente prenderanno parte al campionato, mentre intanto il vento si intensifica sempre di più, e dunque la seconda giornata vedrà il Palermo non scendere in campo, perché il Palermo avrebbe dovuto affrontare la squadra X, che tecnicamente è la squadra che oggi dovrebbe rispondere al nome della Reggina, visto che il Lecco inizialmente era previsto come squadra regolarmente iscritta al campionato. Poi è successo quello che è successo, insomma, nulla di fatto. Saluto Mario Vassallo, saluto Saro Galatioto, che dice: vi seguo sempre, fanno 10 euro. Ecco, non la metterei su questo piano perché comunque abbiamo tanto lavoro da fare. Per fortuna in tanti ci avete seguito, lo ribadisco e vi ringrazio per questo. Andrea Randazzo chiede: Diego Valencia arriverà oggi o no? Questo è l'altro punto. Diego Valencia, ricordo, giocatore in arrivo dalla Salernitana con la formula del prestito con diritto di riscatto, che si tramuterà automaticamente in obbligo nel caso in cui il giocatore dovesse raggiungere determinati risultati individuali o il Palermo dovesse raggiungere quel risultato, ovvero sia la promozione in Serie A. E devo dire che, avendo visto all'opera il ragazzo, avendo letto qualche scout, avendo letto qualche notizia, è un giocatore che, se il Palermo dovesse andare in Serie A, potrebbe ben figurare anche nel nostro campionato, massimo campionato, e vedremo anche quali saranno anche le condizioni economiche di questo riscatto. Il giocatore, da quel che è trapelato ieri, ha svolto le visite mediche in una località non meglio identificata del nord Italia, si parla di Milano, o addirittura si parla di Verona, in modo tale da consentirgli di raggiungere al più presto la squadra già a Veronello, e questo è l'altro punto che toccheremo a breve. È un giocatore che, ricordiamo, se n'è andato dal ritiro della Salernitana 2 giorni fa, martedì, direzione Palermo. I colleghi della stampa campana erano già consapevoli, erano già a conoscenza di questo trasferimento, e quindi Diego Valencia di fatto ha fatto le valigie e si è diretto da Fiuggi intanto a Roma per prendere l'aereo e per volare alla volta del nord Italia e appunto raggiungere intanto il luogo delle visite mediche, poi in attesa di conoscerne l'esito, anche se non ci sono particolari dubbi sullo stato fisico, anche se
il giocatore cileno è reduce da un piccolo infortunio di circa un mese che lo ha costretto a saltare diverse partite dello scorso campionato di Serie A con la maglia della Salernitana. Ricordiamo la Salernitana lo prese a gennaio dall'Università de Católica, dove aveva vinto un campionato, dove aveva segnato diversi gol sia in campionato che in Coppa Libertadores. Il suo sbarco in Italia non è stato fin qui molto fortunato, visto che ha raccolto 12 presenze, ma per un totale di 11 presenze, scusate, per un totale di poco più di 200 minuti complessivi, tanti spezzoni per lui anche a causa dell'infortunio. Saro Calatioto chiede novità su Rivas e Prati. Per il momento la pista Rivas si è raffreddata perché il Palermo sta lavorando su altri fronti. Intanto il terzino sinistro, che è quello che manca numericamente, ovvero sia il giocatore che va ad aggiungersi ad Aurelio per quanto riguarda la fascia di sinistra della difesa, e poi il centrocampo, perché ci sono altri fronti da andare a valutare. Damiani e Bro sono sempre in uscita, da qui non trapela nulla, però la sensazione è che entrambi siano in attesa del, tra virgolette, foglio di via per lasciare Palermo e per andare in un'altra squadra. Intanto scusatemi se ogni tanto aggiusto il ciuffo, ma veramente una scena inguardabile anche per voi, questo ciuffo che mi casca davanti agli occhi. Dicevo, Damiani e Bro sono entrambi in attesa del, tra virgolette, foglio di via per andare via dal Palermo e giocarsi le proprie carte altrove. C'è la Triestina che ancora li segue, che attende, che sa di avere una pista preferenziale rispetto alle altre, perché comunque ha un dialogo aperto con il Palermo. E in tal senso appunto si è fatto il nome di Prati. Alcune notizie circolate questa mattina parlano di una richiesta superiore a 10 milioni di euro. La sensazione è che il giocatore si può liberare tranquillamente a molto meno, la SPAL non può fare muro più di tanto. Tra le altre cose la formazione presieduta dal vulcanico presidente Gioita Copina sta avanzando delle pretese abbastanza importanti per questo giocatore, che ha brillato nel mondiale Under 20 che si è svolto un paio di mesi fa, che ha visto tra i protagonisti anche il giocatore non arrivato a Palermo, Sebastiano De Planchi, il portiere scuola Milan arrivato dal Vicenza, e la sensazione è che il Palermo possa chiudere eventualmente intorno ai 4 milioni. È una cifra importante, ma è un giocatore sul quale si può basare anche una buona fetta di futuro per quanto riguarda il centrocampo del Palermo, anche perché tra l'altro, così come dovrebbe avvenire per De Planche e così come potrebbe avvenire per, nel caso dovesse arrivare, un ala under, sono tutti giocatori che non hanno grosse pretese in termini di minutaggio, che hanno voglia di giocare, che hanno voglia di imparare. Tra l'altro Prati l'anno scorso in Serie B ha fatto diverse presenze anche da protagonista, e quindi la sensazione è che si possa fare qualcosa di importante. Saluto Rosanero Amorevero. Mario Vassallo mi chiede: secondo te il Palermo può puntare alla Serie A oggi? Assolutamente sì, può puntarci, anche perché tra altre cose c'è ancora un mese di mercato. Il mercato chiude il 1° settembre, oggi è il 3 agosto, il Palermo ha tutto il diritto di dire puntiamo alla Serie A, e magari facciamolo con un altro piccolo sforzo, un piccolo sforzo che potrebbe arrivare sull'ala di sinistra, anche perché sull'ala di destra gioca Roberto Insigne, il quale ieri ha segnato un gol straordinario nella partitella a campo ridotto alla fine della seduta pomeridiana. È un giocatore che sta trovando confidenza, un giocatore che sta anche trovando feeling, in particolare con Matteo Brunori. Da lui ci si aspettano grandi cose fin dal 12, quando il Palermo giocherà a Cagliari, e tra l'altro per lui sarà anche una specie di ritorno al passato, visto che Cagliari e Bari, che sono le prime avversarie ufficiali del Palermo, sono state due tra le avversarie più ardue per il Frosinone nella conquista, nella caccia ad un posto in Serie A. Frosinone che l'anno scorso ha stravinto il campionato, e dove oltre a Insigne c'era anche Fabio Lucioni al centro della difesa. Alle mie spalle continua a correre Leonardo Mancuso, a breve lo immortaleremo anche con un video che pubblicheremo sulla nostra pagina Facebook. Ieri appunto, come detto, l'abbiamo immortalato al lavoro sullo sfondo, se non vedo male anche Mirko Pigliacelli, che sta lavorando in palestra. Il Palermo oggi non si allenava in campo, probabilmente lavoro per quei giocatori che anzi in realtà più che Mirko Pigliacelli credo che si tratti di Leo Stulaz, ma non voglio sbilanciarmi, anche perché lo vedo da molto lontano. Oggi lavoro appunto in particolare per quei giocatori che devono recuperare il tono fisico. Leonardo Mancuso è uno di questi, ma sappiamo bene che ci vuole tempo e soprattutto non ci vuole fretta per farlo recuperare. Gli altri, Stulaz ieri ha lavorato più in palestra che in campo, Di Mariano si è diviso, soprattutto facendo lavoro a parte. Valente non si è visto in campo neanche ieri, difficilmente sarà in campo domani, vedremo se sarà recuperabile
per il Cagliari, per la Coppa Italia. Di Aurelio mi si chiedeva poc'anzi. Aurelio ha continuato a lavorare in palestra, c'è questo sovraccarico muscolare che è un vecchio richiamo, un vecchio ricordo tra virgolette dell'infortunio, infortunio patito tra l'altro prima della partita contro la Bassanaunia, lui che ha giocato soltanto il primo tempo dell'amichevole contro il Bologna, e vedremo anche quali saranno le sue condizioni, anche perché per il momento il Palermo ha puntato gioco forza su Pietro Ceccaroni come terzino sinistro. Ultima pillolina prima di lasciarvi, e prima nel mio caso di lasciare il Trentino, è quella relativa a scusate, al Palermo che si allenerà a Veronello. È notizia di questa mattina, era già nell'area da un paio di giorni, è diventata notizia ufficiale questa mattina attraverso un comunicato diffuso dall'ufficio stampa del Palermo. Il Palermo dopo l'amichevole contro il Trento osserverà 2 giorni di riposo e poi il 7 si ritroverà a Veronello, che è stata la sede del preritiro dal 5 all'8 di luglio, è stata la sede del nuovo raduno del Palermo prima di raggiungere Pinzolo, e poi è diventato la sede del mini ritiro di preparazione alla prima gara ufficiale della stagione, quella, ricordo ancora una volta, del 12 di agosto alla Unipol Domus contro il Cagliari di Claudio Ranieri. Qui si allenerà il Palermo per i giorni precedenti alla trasferta alla Volta della Sardegna, e poi i rosa torneranno in Sicilia, molto probabilmente a Torretta, per preparare la gara di Bari del 19, anche se si dice, ed è molto probabile che sia così, che il Palermo giocherà a Bari venerdì sera, quindi il 18 di agosto. Questa è stata più che altro la richiesta sia della Lega che anche delle due società. Il Bari sicuramente punta a fare un grande incasso, sicuramente più probabile che giocando come unica squadra, come unica partita, come prima partita del campionato avrà un incasso superiore, e soprattutto anche a livello di diritti televisivi ci saranno più persone a vedere Bari-Palermo come singola partita, come unica partita del programma del venerdì sera. Quindi ci aspettiamo che Bari-Palermo venga disputata in anticipo il venerdì, quindi il 18 agosto, in orario serale alle 20:30 piuttosto che alle 21. Non c'è altro, anche perché in questo momento i 2 campi di Pinzolo del centro sportivo Pineta sono vuoti. Leonardo Mancuso è rientrato in palestra e probabilmente concluderà lì il suo allenamento odierno. Io torno a dire quanto detto prima, in apertura, ovvero sia i grandi ed enormi ringraziamenti verso chi ci ha seguito, verso chi ci ha dato fiducia, in particolare quelli che vedete nel corner in basso a destra nello schermo, ovvero sia i nostri partner, ovvero sia Studentistico Conte, Luxury Casa e BHR, detti in ordine sparso, nessuno ci rimanga male, anche perché prima ancora che essere stimati professionisti nei rispettivi campi sono amici di Sportisili. Ci hanno voluto dare fiducia per questo ritiro, li ringraziamo e naturalmente speriamo di aver così reso giustizia a quello che è stato il loro impegno nei nostri confronti, con le dirette, con le immagini dal campo, con le foto, con i video, anche in esclusiva, come nel caso dell'intervista rilasciata da Aurelio durante la fase del ritiro a Ronzone. Ringraziamo chi ci ha seguito, siete stati tanti, lo avete fatto notare, avete fatto vedere anche in questo momento, siete veramente un buon numero. Vi ringraziamo anche perché diciamo che, e questo lo dico con grande onestà, credo di poterlo dire con grande onestà, la copertura da parte nostra e di tutte le altre testate presenti in questo ritiro è stata particolarmente importante. Il fatto che abbiate scelto noi, nonostante Sportisili sia una realtà nata 1 anno e ormai quasi 5 mesi fa, e che tra altre cose non è una realtà che si occupa in maniera specializzata del Palermo, accresce la nostra gratitudine nei vostri confronti. Ribadisco il concetto, ci sarebbe piaciuto approfondire anche con altre realtà in ritiro, però per questioni logistiche e per questioni regolamentari purtroppo non abbiamo potuto, nonostante vogliamo ringraziare altre società con le quali abbiamo colloquiato e dialogato per cercare di capire se era possibile seguire il ritiro. Anche per loro non è stato purtroppo così, e non per colpa di chi
potrebbe avercelo vietato, semplicemente non è stato possibile. Dunque, dopo questa digressione particolarmente lunga e particolarmente fastidiosa anche per chi ci ascolta, e ripeto siete tanti, così come lo siete stati per tutti questi 26 giorni, l'appuntamento ovviamente è alle notizie dalla Sicilia. Sul nostro sito stiamo continuando ad aggiornare notizie da Catania, da Messina, da Trapani, insomma da tante realtà del calcio siciliano, e non solo del calcio naturalmente, perché come vi abbiamo detto fin dal 15 febbraio dello scorso anno, ovvero sia da quando siamo atterrati sul web, Sportisili si prefigge l'obiettivo di diventare la casa dello sport siciliano a 360 gradi. Con questa chiusura vi saluto, vi ringrazio ancora una volta, l'appuntamento ovviamente sui nostri profili social, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, sul nostro canale YouTube, dove potrete vedere questo appuntamento con Sportisili Away, tutti gli altri fin qui mandati in onda nei giorni scorsi e tutti gli altri contenuti. Tra l'altro in giornata, più in serata che in giornata, una piccola chicca per voi, proprio a suggellare, a completare questo nostro impegno qui in Trentino Alto Adige. Da Francesco Cammuca e dalla redazione di Sportisili un saluto, un ringraziamento e come sempre l'appuntamento è alla prossima.